Si è presentato stamattina alla stampa il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, Francesco Iacono. Nato a Noto 45 anni fa, Iacono è sposato ed ha una figlia. Proviene dalla Locride, dove ha comandato il nuovo reparto territoriale subito dopo l'omicidio Fortunio, proprio perché si è voluto dare maggiore incisivisità al controllo dell'area. Oggi assumo queste importanti funzioni a cui sono responsabile della materia carabinieri per tutta la provincia di Crotone, quindi di comandante provinciale. Vengo da una esperienza altrettanto interessante che è stata quella di comandante del gruppo Carabinieri di Locri, e spero che questi 3 anni passati nelle Locri mi siano vantaggiosi per poter lavorare praticamente anche. Il nuovo comandante ha svolto la sua attività professionale soprattutto al sud. Arruolatosi nel 1984, dopo aver fatto l'accademia militare a Modena e per i 2 anni successivi la scuola per ufficiali, ha avuto diversi incarichi in Puglia, Campania, Sicilia, per poi arrivare in Calabria. Crotone non la conosco, non ho mai lavorato qui, né ho mai vissuto. Per me è una città completamente nuova, è un territorio assolutamente nuovo. Però ecco, prima della Locride ha prestato servizio a Catanzaro, dove ha stretto collaborazioni con la DDA.